1, 2, 3, prova. Si sente? Si sente. Ciao a tutte e tutti, stiamo per cominciare, quindi se volete prendere posto, ci sono un po' di sedie ancora libere e se aspettate qualche minuto cominciamo.
riusciamo a fare il mirroring, quindi l'unica cosa... No, non fate fare il secondo schermo, cioè mettere il primo qua e il secondo là. Quello sì. Ah, perché ho delle note che... Perfetto, l'ideale è... non riusciamo a fare lo sdoppiamento, quindi...
Buonasera, benvenuti a quest'ultimo quarto della rassegna Quartus de Scientia, una rassegna che ci ha portato in giro per Quartu con eventi di divulgazione scientifica. Qua siamo purtroppo all'ultima tappa, all'ultimo atto di questo evento, però abbiamo ancora molto da dirvi, quindi state con noi. Allora, oggi per presentare ci saremo io e Nenni, che ancora non vedete ma prima o poi apparirà. Non so se vuoi dire un saluto. Tra poco arrivo. Ok. Allora, vabbè, mi presento, io sono Gigi, proprio all'anagrafe Gigi, sono uno studente di fisica, studio all'Università di Cagliari e niente, mi sono approcciato con Ideas perché credo che la divulgazione fatta in un certo modo sia un qualcosa di molto importante. E chi è che fa divulgazione in modo importante? Lasciatemi presentare Ideas, la nostra associazione, che è un'associazione di giovani scienziati che puntano al successo. Cosa si intende con successo? Participio passato del verbo succedere. Ci piace far succedere le cose, farle succedere in Sardegna e soprattutto farle succedere in sardo. Pensiamo che la Sardegna ne abbia molto bisogno. Speriamo appunto in una divulgazione che faccia partire una rivoluzione dal punto di vista culturale che parta da qui, parta da luoghi e modi inconsueti come vedrete oggi, parta in modo tale che sia resa accessibile a tutti e che ci sia uno scambio tra culture diverse e un dialogo alla pari, senza cattedre e né palchi. Fatevi un applauso, siete tantissimi oggi. Questo è il momento in cui dovrebbe comparire qualcuno da dietro, mi dicono dalla regia, sento arrivare qualcuno. Eccomi. Chi sei? Ciao, Come? ciao a Presentati. tutte, ciao a tutti, io sono Francesco, mi chiamano Nenni qua, per una storia che adesso non vi sto a raccontare, ma io sono un dottorando dell'Università di Cagliari, studio astrofisica, come un po' di gente all'interno di Ideas, e mi sono approcciato a Ideas una cosa come un mese fa. Mi avevano assunto come pianista e invece adesso mi hanno dato un microfono in mano e a volte la vita ti porta traiettorie che non ti aspetti. Sì, capisco. Cosa faremo oggi, Nenni? Allora, oggi l'evento di oggi consisterà sarà diviso in due parti. La prima parte avremo Mario Lecca, meteorologo e membro della 39esima spedizione. Tutto bene. Della 39esima spedizione alla stazione di ricerca internazionale Concordia al Polo Sud, e ci racconterà la sua esperienza in sardo. Un bel applauso per Mario Lecca. A seguire avremo un concerto del duo di musica elettronica Judo, composto da Daniele Garzia, scusate, e Pier Andrea Marras, ma non solo, perché Piero prima del concerto ci racconterà i sintetizzatori, un'introduzione ai sintetizzatori sempre in sardo, e quindi state qua che ascolterete delle cose veramente strane. Ultima cosa prima di entrare nel vivo, vogliamo ricordarvi che là dietro c'è il banchetto, fate su con la mano al banchetto, dove potete trovare magliette, tutto il merch di Ideas, quindi magliette, tazze, cosa abbiamo? Adesivi, Gazza Cola, bandiere della Palestina, guardate che belle che sono. Non spoileremo troppo, facciamoli avvicinare per curiosità. Hai ragione. Ultima cosa che mi hanno detto di dire è che l'evento è trasmesso via YouTube. Siamo in live, quindi potete salutare chi da casa, i parenti che volete per farvi vedere. Siamo su YouTube, su Facebook, su Instagram, quindi seguiteci su tutti i canali. E un applauso a Daniele e Augusto alla regia là dietro, nascosti. E un po' di ringraziamenti adesso. Certo, ci teniamo a fare dei ringraziamenti dovuti. Prima di tutto ringraziamo il Comune di Quartu con il suo progetto Ripensare la città Quartu Estate 2025. Un ringraziamento speciale per l'associazione Oikos Cittadinanza Attiva per l'organizzazione degli eventi. Facciamo un test oggi. Quando faccio così con la cartella voi applaudite, così vi metto alla prova. Un applauso per lo spazio Michelangelo Pira che ci ospita e in particolare per Andrea Camedda e Claudio Apuligheddu. E poi un ringraziamento dovuto anche ai volontari e alle volontarie di Ideas
dottorandi, studenti, studentesse. Ci tengo a fare qualche nome magari, quindi ringraziamo magari Claudia, Daniele che sono al merch, Luca, signor Antonello, signora Laura. Un ringraziamento a Nenni abbiamo due Nenni oggi, uno che è presente e l'altro al mixer che lo vedremo dopo penso. Sì, sempre la stessa persona. Un ringraziamento ad Alice, un ringraziamento a Ricky. E spero di non essermi dimenticato nessuno, ma dobbiamo ancora ringraziare, l'ha già fatto Nenni, la regia con Daniele Martini e Augusto Murgia, senza il quale sarebbe impossibile fare la diretta streaming. E salutiamo anche gli amici in diretta. Ciao da casa. Spero di non essermi dimenticato nessuno, nel caso alzate la mano, spero. E quindi niente, possiamo partire con il primo evento della serata, che sarà una proiezione video di Mario, che ci farà vedere insomma la sua esperienza alla stazione internazionale al Polo Sud. E speriamo che sia una cosa molto... ci sia uno scambio tra di voi, quindi io girerò tra il pubblico, se avete domande partecipate, cerchiamo di renderla molto interattiva, grazie. Un applauso per Mario. Qual è? Ok. Aspetti, no, ti dico. Ok. Salute a tutti. Devo ringraziare Zevuru, Ideas Associo Ideas, Riccardo in particolare che ha insistito me da questo incontro. Per me è la prima volta che faccio una presentazione in sardo, è un esperimento per me pure, video it adesso. Qualcuno mi conosce, qualcun altro no, se no che poi come te anticipato, ha partecipato a una spedizione del suo PNRA, del suo Piano Nazionale di Ricerca in Antartide. Sono passato, sono stato un po' 3 mesi in questa base Concordia, che è una base italo-francese, unica gestita da 2 nazioni, che è in su plateau antartico, è un ubrano a 3300 metri di altezza. Queria cominciare con un video che è un video fatto con il cellulare, poi tenevo la GoPro pure, ma a un certo punto si è scongelata, tanto a po' salvavo il video con il cellulare e via, teneva pazienza. Vai Ricky. L'audio? Vabbè, questo è un problema di audio. Nel frattempo vi ricordo, se volete intervenire, magari io sono qua, alzate la mano, così cerchiamo di comunicare un po'. Succede. L'idea è io faccio bene questo video, ma poi si spiego su che serve rende con audio, forse si è mezzo, su che è un po' suggestivo, ma non si accontentavo su. Se no vado. Sì, che io uso commenti si arriva in Antartide che sono tesi diverse maniere. Noi siamo arrivati con dessa Nuova Zelanda,
se spartito dall'Italia con valore di linea, arrivato in Nuova Zelanda, che è un aeroporto che si muove di International Antarctic Center, che serve di appoggio per tutto la nazione che ha base in Antartide. Questo aeroporto funziona da zaide appoggio sponsor ne uso tutto la nazione che ecco. Ok, stop, Ricky. Ok, questo via su aereo, è un aereo militare che ha questa Nuova Zelanda su unico modo per arrivare in Antartide è con un aereo militare. Questo via da un C-130 dell'aeronautica italiana e questo è un altro aereo che può arrivare che sono due tappe. La prima è in sa base che si muove Mario Zucchelli in su mare, de cui si piega un altro aereo che è un aereo della seconda guerra mondiale praticamente, non è risalente a quest'epoca ma su modello escurso, un aereo meta semplice a elica, e questa è una delle prime dies arrivato a Concordia. Concordia è una base di ricerca, è una schia che appoggia questa ricerca. Una della ricerca più importante che si fa di questo è la pizza sul clima. Come si studia sul clima? Si scava con questa installazione. Questo è un esperimento che si muove di Epica. È una trivella che scava in su ghiaccio e si tira fuori questa scarotta, si muove di noi scommettiamo in sardo. Questo questo cilindro del ghiaccio sono tenente a intro una memoria del suo clima che esiste in chiudi? Ok, su clima che Occanno anta finito questo progetto, sono arrivato a toccare questa terra, perché Sant'Artide è un continente, a sud che questa terra in pizzo che sono 3.300 metri di ghiaccio. Un'istima di questo ghiaccio si stima arrivare a 1.200.000 anni in su clima più antico neus. Questa scarota sono segate a metà, sa metà è spedita in Italia, sa terra metà è stoccata in Norvegia. Questo è sul museo del su ghiaccio, non so che potete che si bia meda, ma questo è un archivio neus di tutta questa scarota anno per anno. Sono scavadas a 20 metri a su tesso ghiaccio e scommente un frigorifero permanente che consente che stire su ghiaccio in una determinate condizioni. Teniamo questa processione pure. Questo è anno nuovo su 31 de Natale. Questo è su sole a mezzanotte.
Sicuramente ho passato un anno in treu, ho festeggiato tutte queste feste sigue. Questa è stata un'occasione particolare che via da un'espedizione coreana con noi per anno nuovo e tanto noi stiamo su ricerca tra ballo finza qualche momento di svago. Anta cantare una canzone tipica coreana. Ok, sto parecchio. Tanto può arrivare in Antartide, si arriva in aereo, ma due volte a Sannu arriva pure una sta traversa si mutiti. Sono questi trattori si modificati, modificati apposta per queste temperature. Questi trattori si trasportano da sa cosa pappare, sa sprovvistas e su gasolio può sa centrale elettrica che deppia bastare per tutto sanno. Tutto su che arriva con questa traversa avvia tutto su necessario per tutto sanno de Gennarzo vince a Natale quando arriva sa spedizione successiva e noi del suo cambio. Vai, Rick. Ti rompo solo un attimo perché abbiamo una domanda qua dal pubblico. Domanda. Quanta gente viviate in sa base? Fiaso in treghi. Treghi per treghi. Metà di italiano e metà di francese. Sardos duoso. Su progetto è metade. Comunque, che ho provando a chiedere in sardo, ma chi resi fa domande in italiano. A rispondere in italiano e in inglese pure. Di Austis. No, Franzetti no. No, è sardo. No, biologo no, che devianta poi in questa base possa diversi fattori. La temperatura 80 gradi su testo zero. L'aria sicca non caia da nessuna forma di vita. Tanto sa biologia, l'unico essere vivente è viornoso. Non che abbia bisogno di biologo voi te. Quindi le analisi sulle carote non le fate lì, ma si fanno per esempio in Italia. Allora sì. Lì le analisi non le potete fare. No, lì non ci sono laboratori di analisi perché sono troppo costosi, non si possono. Non li potete esaminare. No. Tutto noi prelevavamo campioni che venivano stoccati in quei magazzini che vi ho fatto vedere. Ma non c'è nessuno strumento di analisi perché è sconveniente, perché se si guasta qualcosa è difficile da mantenere, non possono arrivare i pezzi di ricambio. Quindi tutto il materiale prelevato veniva stoccato e poi alla missione successiva mandato in Italia. Tutte le analisi vengono fatte in Italia o in Europa, nei paesi che... Scusa, esiste una preparazione fisica, corporea, di adattamento a quell'ambiente? Visto e considerato che tu provieni magari da una situazione mediterranea, cioè com'è stato questo impatto? Allora, più che formazione fisica è psicologica la formazione, però per andare lì, nonostante avessimo il medico, le condizioni di salute dovevano essere ottimali. Per farvi capire, uno dei test, le visite mediche erano le stesse che fanno i piloti dell'aeronautica. Quindi noi abbiamo fatto le visite mediche a Roma, all'ospedale militare di Roma, con i piloti dell'aeronautica. Questo per scongiurare ogni possibile rischio di malattie. Lì dentro la base c'era un medico che, insomma, presente per tutto l'anno, anche quando eravamo in 13.
ma si deve ridurre al minimo il rischio di malattie o insomma, per esempio per un calcolo renale non si parte, per una carie non si parte. Quindi in questo sono molto fortunato, perché insomma, su questo non ci si può fare niente, nel senso Siete arrivati col carotaggio e la profondità a cui siete arrivati a che periodo storico? allora, sfortuna quando c'ero io, cioè nella 20ª spedizione, adesso è in corso la 21ª, siamo arrivati a quasi 900 anni come età ricostruita, stimata, che equivalgono a circa erano 2900 metri. Quest'anno hanno concluso a 3100 metri, si stima che sia arrivati a 1.200.000 anni fa. Però sono sempre stime, poi devono arrivare i campioni, insomma, questo processo. Sulla base della morfologia del ghiaccio, quindi senza fare analisi sulla stratificazione, si stima che quello più profondo è meno spesso perché è più schiacciato, e si cerca di ricostruire una distanza anche in base alle analisi degli anni precedenti. Cioè se si era arrivati a una certa quota si continua a scendere, magari uno strato più sottile corrisponde a più anni perché è più compresso, però poi le analisi si fanno anche, le analisi con gli isotopi, quelle vengono fatte poi in realtà in Europa, in tutta Europa. Non ho capito. No, è acqua dolce. L'Antartide è una delle... Buttando... Le domande me le fate in sardo, provo a rispondere in italiano, provo a rispondere in sardo. Mi hanno fatto sapere dalla regia, però è vero, siamo qui per un evento in sardo. La domanda vieda? No, acqua drucche, puit Sant'Artide è una delle riservas abrumanna de acqua drucche. Tenere 2/3 della riserva totale de su mondo de abadurche. Si fa comprendere che si scazza tutto sul ghiaccio di Sant'Artide, su mare a picca mi pare 30 metri, 40 metri. Poco monuisco. Ogni tanto che penso, ma ancora... Ah, mi hanno chiesto alla vabbè, per le prossime. No, sono contento che per domanda che renare che vi interessa. Ita desi connotto de su ghiaccio, ita nara da su ghiaccio intando. Tanto, po' se uso un vago, come ti si narra, non sei da su basso, come si difende questa analisi de trasmissione sfide. Sughi ormai è scraru che giunti si sta in 1 milione di anni, meta cambiamento in su clima. No, l'ha fatta. Sicuramente si fa pure finza di settori, pago. Una regola, sa luci in sa gara. Te piace sponna di uno... Perché sempre in teatro il numero 3, giusto? Quindi non entri più. Un applauso alla regia. Grazie regia. Non vedi a sta camera. Tanto, su clima è scambiato in su tempus. Su motivo esistente naturale, po' su bruso de sarbortas esistente naturale. Su chi esorbitante che
in sus últimos annos est cambiau meda velocemente. Custus i biezai. E mancari non in concordia in nuovi zeo, ma in satera base, che est in su mare, ogni anno che est un ciclo de su ghiaccio su vacca si narada, che su ghiaccio in su mare. O cannu o essano passato puru è scambiande questo ciclo in cui in su mare che giunti si sta ad sierru come te noghe ogni anno in ierru su ghiaccio si dovrà formare in sus ultimos annos su ghiaccio è formandesi plus longo ma con mancur de volume e tanto sa quantità totale er de manco e questo è un indicatore che su clima è scambiante in nuovi ornoso su ghiaccio si inerzia ermeda e tanto prima di agattare qualcuno risultato che era tempus ma che giunti indicatores in satterar bases che nanta gusto che è scambiante alcune cose è scambiante poi si studia da su ghiaccio poi uno ha bisogno di andare su polo nord su polo sud su polo nord su polo sud suntisi meda sensibiles a su cambiamento e su ghiaccio è scommente che è un indicatore meda preciso poi quando su ghiaccio er de manco in sa terra arriva più sole, più energia e tanto sa temperatura aumenta poi su ghiaccio riflette sa luce bessire in un vernoso con tutto ghiacciao praticamente su 70% di sa luce è riflesso in sa terra quasi tutto sa luce è assorbita da sa terra e sa luce è energia questa energia fa ad aumentare sa temperatura della terra su clima è sempre cambiato in storia del suo mondo è sempre cambiato si pensa da che Sant'Artide prima aveva un bosco è scambiato sempre in storia della terra è scambiato sempre non gasi all'estero come te como questo è su problema. Una richiesta dalla regia, se avete domande alzate la mano così è più facile farvi arrivare il microfono e tutti sentono. Torniamo un po' a scuola. Grazie mille, ciao. Grazie. Se non ho capito male c'erano meno 80 gradi. Sì, il record è stato meno 80. Come siete equipaggiati? Quanto tempo potete stare fuori dalla base? In sardo. No, chi lo comprende sta rispondendo in sardo. Sul record di Occannu è stato 80, meno 80. A Terosannos sono arrivati a meno 83. Sul record di Sant'Artide est manco 89. Misurau in sa base russa di Vostok. Ma questo è dato misurau Sant'Artide non che giuntisi metasi stazione di misurazione tanto si stima da che la temperatura più bassa può essere manco che intende su zero su misurau è 89 può essere di più essere ogni die su che dobbiamo fare ognuno tiene una mansione diversa news su chi fa questa differenza è su entu commente quando che bentu commente interdeus de brusu fritto che su entu vede sfrittare de brusu ogni cosa quando surbau su caffè calente
può disfruttare. Stessa cosa funziona con noso. Tanto, chi non caia ben, 0 se si con 80 a sotteso 0, che non sapentu, se abbarrau de che minutos. Non non può estendere nessuno tutto depende tutto a mantau poi chi tiene scali con un canto chi è in contatto con questa temperatura che è un fenomeno si muti di frostbite che è una brusatura de fritto scommente che due di brusere è succedio qualcuna orta qualcuno piccolo incidente tenia poi bosi do faccio biede sono tesi tutta studiate appositamente per queste temperature con materiale resistente al meda a suentu e a su frittu e a sutta teniamo su pile calzamaglia tre registrator de stile e in prusu saduta studiata apposta. Cosa facevi? Quanto tempo rimanevi fuori e cosa facevi? Cioè praticamente il tuo lavoro fuori dal rifugio, che lavoro facevi? Tanto chi tiene pazienza, poi si deve subire in su video, mi vrimo in su momento e poi si spiego e te vai io zero. O non c'è? Fai del ridere, sta processione fa del ridere. Ecco, tornano poco in Palace. Sì, fallo andare. Tanto, mi pare lezzo pure a questionare con Salve Maria. Ok. Tanto, aspettare 2 minuti. Ok. Tanto, Zeus è un fisico, ha studiato fisica dell'atmosfera e in questa base che è un osservatorio permanente di meteorologia. Ite grenarrede. Agogliamo su tutti su datos dell'atmosfera e mandiamo questo datos in tempo reale a tutta Europa, tutto sul mondo. Questo datos serve in tipo fai funzionare sul modello meteorologico. Tanto questo è un modo di studiare l'atmosfera. Questo, a pizzicare a questo pallone non si vede, forse si vede. La verità è che l'abbiamo studiata noi per avere la processione dietro mentre parlava Mario. Ne alza la voce, non siamo da meno noi. Ma prego anch'io.
Vabbè, qualcosa di mistico c'era in Antartide. Tando podorrare custu est simutidi una radiosonda a pizzicau a questo pallone pieno di elio che è il zero di questa atmosfera che è uno computereddu che misura la temperatura, umidità, vento e la pressione atmosferica. Questo datos sono misurati come in ogni quota che questo pallone rizziti. E solitamente arriva da 30 km di altezza. Tanto noi siamo in grado di misurare l'atmosfera a intro di 30 km. Ogni a questo dato viene mandato a tutto il mondo, praticamente. No, su pallone arziato in artu, collega questo apparecchietto teniamo una radio che trasmette a sordatos a questa base. Da questa base dormandiamo a tutto il mondo. Questo viene da uno dei esperimenti di questo osservatorio meteorologico permanente. Appustisi mancari tenzo qualcuna altra fotografia e poi si spiego queste altre cose che vogliamo. Questo è super divertente, questo deve essere ogni a die con ogni temperatura, vento, fritto, calente no, ma quando manco 30 gimbe poi mi via calente. Questa è la luna, non si fa sfregare. Questo è su primo scoricatorzo in marzo, in Freazzo. Questo è durato 20 minuti. Potete immaginare, su sole arriva da sotto l'orizzonte e torna a essere in 20 minuti. Questo sta accelerato un poco, ma non è. E tanto, questa è su prima festa su primo scoricatorzo. Tanto incomincia da stanotte polare, si mutidi. A bello, ogni a die, sa sora de lu che sono del manco, finché si arrivare a Rubivio con battere un mese che non sabbia su sole. E ogni cosa è difficile che non sa su sole. Scusa, prima tanti domandavo per la preparazione fisica, no? Io penso, come hanno tu prima, devi darsi una preparazione di conca, psicologica. E si fai, a parte i test, una preparazione specifica, che anche caso di gente che sia fuori di conca. Allora, questa preparazione è rigida, meda rigida, poi hai fatto un montone di test psicologici, colloqui individuali, hai fatto una guida con su gruppo, si sono andato in su monte, qualcuno via ad un parco avventura, si sono stati a dormire in foresta con sa tenda parecchi giorni. E questo via da sud-est, in questo momento potevo via da ancora questa selezione,
Tanto che vianta con noi sono psicologo, che pompianta commente via interazione del suo gruppo e in ogni momento può dire a fuori di questa missione. Chi si interazione con il suo gruppo non fia da sarmenzo sono neusu. Durau tutto sitter un mese tra sa visita, insomma, sa selezione psicologica, corso dopo puoi scrivere su chi vi sono andato a fare, insomma, tutto sitter dura un mese. Quanto tempo dormivi quando eri lì? Tutti quanti riuscivate a dormire lo stesso numero di ore? Tanto questo è stato un problema, Mannu, poi si facciamo immaginare, in cui si passa da 24 ore di luce a 24 ore di buio, l'organismo non è pronto a si adattare quasi velocemente a questo ritmo. Dopo passato mutas che dormio un'ora e mezzo, che una volta che non andava bene, battere horas, a volte dormia su mezzano che di notte non dormio, poi notte fia da s'orario, poi mi non fia per notte. Tutto su, forse su una via che sia da dormire, a dormire bene, ma è un problema che si schiedi è strano su contrario, che via una via che stessi a dormire bene, tutto samutta è fiata una cosa strana. No due punti luci particolari, artificiali che aiutano. Provaiamo su un'ora su mezzano con lampada, ma non è scommente la luce naturale sul sole. Poi ho spiegato l'integratore di vitamina D pure, ma non è sufficiente. Però avevate un orario tutti quanti che era chiamato notte e un altro che era chiamato giorno, o no? Teniamo allora, su Saddia via di Scandia su pranzo e Saghena. L'orario poi è diventato una cosa di astratto. Però sul momento chi ne usa Scandiante sa die fianta su pranzo e Saghena in cui via uso tutto che ne uso e prendevo tutto parisi e tanto cricaiauso de chi stire questa separazione con sospastos. Avete avuto delle conseguenze di salute stando lì 13 mesi e poi tornando, avete avuto problemi di salute? Nulla di importante ne uso, una cosa che è da zero tengo ancora difficoltà a dormire. L'organismo si stracca, tanto è un stracchezza generale del suo fisico, questo si recupera da quando poi a papare pure via tutto congelato, non tiene sa mattessi nutrienti del suo papare fresco, nulla di importante, però qualcuna così che è da sì. Pensavo peggio. Scusa, volevo capire una cosa, se stando lì ci si fa un'idea di quanto tempo impiega il ghiaccio a sciogliersi, cioè quanto rischio c'è, quanto è immediato il rischio che si sollevi in quanto tempo e di quanto si potrebbe sollevare questo?
No, allora lì diciamo c'è una molta inerzia termica, nel senso che in realtà lì si alza il livello del ghiaccio, dove eravamo noi, perché noi eravamo proprio su un altopiano antartico, un plateau, si chiama il plateau antartico. C'è molta inerzia, quindi non si avverte lo scioglimento. Quello si avverte di più nell'altra base sulla costa, dove c'è l'influenza delle correnti marine che trasportano calore. Dove eravamo noi, diciamo che non c'erano segnali di questa cosa. L'unica cosa che si nota, la base era appoggiata sul ghiaccio e ogni anno sprofonda di qualche centimetro. È proprio appoggiata con dei pilastri e ogni anno si riaggiusta perché perde qualche centimetro. Questi pilastri sono regolabili, ogni anno si riaggiusta in base a quanto si è abbassata, e questo è successo anche durante il nostro inverno, che la base scricchiolasse. È sempre in pendenza perché non si riesce mai a equilibrarla, però i movimenti della base si avvertivano continuamente. A pochi in italiano, ma e no, che è scominciata sta notte polare ed è più gestire tutto a subuio. Questo può darsi idea su che via desire a de notte. A de notte via da mezzodì. Darsi idea di un altro pianeta. Questo via, quando caia into, questo via sa atmosfera. Scusa, l'età media degli scienziati qual era? Tanto, fiamme da variabile. Su giovane tenia da tenere 26 anni. Su anziano, fia su tecnico, su responsabile della centrale elettrica francese, che imbanta 2. Non che sono un limite, vostre date. Ma in alcune spedizioni che via da un dottore di 62 anni, Mantanao. Ufficialmente non chiesto un limite, vostre date. Su chi sta bene, chi sa, insomma, su fisico è a posto, non chiesto un limite. A sicuro, fizisi in a rischio devo spendere. Cale con orta in 10 commenti a gusta sì, poi questo si muti di quando caia che è un fenomeno si muti di whiteout che renarca su entu fare muove su ghiaccio, su ghiaccio particelle del ghiaccio minoreddas scommente una nebbia fatta del ghiaccio. Quando su entu fia da superiore a certo limite non può esistere. Proibiu a essere a forasa proprio che via fuori essa base andia bene, ma che ti piace spostare per diasa ogni riferimento non è mai succedio, ma deve ponere in conto questa situazione. Questo è proprio l'esempio della visibilità della via da quasi zero.
Ascolta, posto che l'Antartide non deve appartenere a nessuno, è solo territorio scientifico, secondo la legge appunto universale, tra voi stazioni scientifiche c'è una forma di competizione oppure di appunto prevalere su una scoperta scientifica rispetto all'altro, oppure una non comunicazione o comunicazione? No, la competizione no. Poi ve ne parlo, ho preparato qualche slide. Esiste il Trattato Antartico, firmato nel 1959, che è ancora in vigore fino al 2035, che sancisce proprio l'Antartide non può avere, diciamo, nessuna nazione può avere pretese territoriali, non ci possono essere basi militari, non si può sfruttare il sottosuolo, ed è una dei capolavori di politica e diplomazia che esistano, perché effettivamente funziona. Non ho mai visto una cooperazione, una collaborazione come ho visto lì. Non c'è competizione, ma anzi veramente, forse non ho mai visto una collaborazione, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche logistico. Noi per esempio, tra le altre cose, mi sono occupato anche di assistenza al volo, perché c'è un piccolo aeroporto sul ghiaccio dove atterravano gli aerei, e fornivamo anche supporto alla base russa, perché come norma ogni base deve avere un aeroporto di appoggio, il proprio è uno di appoggio. Quindi è successo che per problemi meteo un aereo russo atterrasse da noi, ci ha portato 3 bottiglie di vodka. Questa è usanza dei piloti, si usa così, scambiare bottiglie di alcol. Quindi hanno dormito, hanno dormito una notte da noi, il giorno dopo sono ripartiti. Abbiamo ospitato una missione coreana, come vi ho fatto vedere. C'è stata una traversa, quindi una carovana di trattori australiana, che sono dovuti fermare per problemi tecnici, sono stati una settimana, e tutto questo non c'è un costo, lì non esiste il denaro. Io per esempio non ho usato i soldi per un anno, però neanche tra enti più grandi come le organizzazioni di ricerca delle diverse nazioni c'è uno scambio di favori e non di moneta, e questa è una cosa bellissima che non c'è da nessun'altra parte. Non può comprendere a domandare. Non può comprendere quanto fu manna, quanto è manna a base a mia vostra vostro, ed è materiale sfatta. A intro, va in una temperatura quasi come il domo e noi, a intro, no? Quindi poi usi per vestire quando si a fuori. A intro via da 20 una media di 20 gradi, tanto credo una centrale elettrica ottimizzata può sfruttare su corrente della produzione di energia elettrica, che serve può cantare tutta questa base. Tanto questa base, magari visto che qualcuno a posto si può fare biede, sono due cilindri di ferro con 3 estrattori di ferro e intro materiale isolante. Sono passato 20 anni che si è stata costruita. In 2 anni si chiaramente fare qualcuno traballo di rinnovamento ne uso, deve cambiare tutta questa copertura dessa parte di foras. A suo momento è fatta di ferro, è tutto su s'anima è fatta di ferro, a intro è fatta di linna.
spessa 1 metro, quasi 1 metro, con varios estratos isolantes. Questo via sul frigorifero in cui stoppa un po' questo è su freezer naturale, questo containers viene prendere de provvistas tutto su evaporare via di gue, non tenere bisogno de freezer, anzi su freezer che teniamo sempre sa base via da una ventana con un sensore quando la temperatura sarzia troppo sapere da una ventana e vede entrare aria de voras. Mangiavate bene? Era buono il cibo? Tenero su tutto, ma tutto congelato, tanto tenero Saragosta pure, però come ti va a pare ogni a dire cosa congelata, sono nutrienti puro viene diverso, e su gusto è diverso, però teniamo tutto, teniamo un cuoco italiano. Questa via da esercitazione antincendio. Poi s'area in questa è sicca, sul rischio di incendio via da Artumeda. Tanto Dogna Ghida via su questa esercitazione nessuno de noso via da Vigile del Fuoco e tanto Totusu via il Vigile del Fuoco. Totusu ha imparato in caso di emergenza a intervenire, non è mai successo fortunatamente. Questo dopo la Sawit puoi spiegare un fenomeno un fisico che Sabba si congela d'assistante. Posso farti un'ultima domanda, poi lasciamo. Mi incuriosiva il carotaggio, cioè in seguito a questi carotaggi, gli studi che fate successivamente sono solo relativamente ai gas dall'atmosfera terrestre, dal punto di vista organico? Ci sono? No, allora noi non li facciamo, però altri progetti di ricerca, per esempio quello dei russi, hanno fatto anche dal punto di vista organico, hanno fatto insomma delle analisi anche dal punto di vista organico e i russi sono fortunati perché hanno la base sopra un lago sotterraneo e lì pare che ci siano hanno trovato qualche forma organica, ora non so con precisione. Fossili viventi o No, organismi congelati. Grazie. Questo si effettua Scusa, quante ragazze c'erano insieme a voi? tanto via Ostreghi 3 spizzoccas su dottore via da 2 dottores e una glaciologa. Voilà. Gira rosso. Yes. This is to extinguish the fire and to protect you. Yes. This is Fred speaking. Voilà. Schizionando inglese con l'accento francese. Voilà. Che va del ridere.
vabbè, questo è l'aurora australe. Poi questo è via balia sapena de vive da un anno e due. Tanto bisa pona una vaula, bisa pona che pappiao tutto congelato. Ma questo via da Sunica. Questo è stato un esperimento. Ricky, torna un attimo indietro. Le piante. Tre cause da primare. No, indietro. Oh, ok. Ok, questa se ne passavo sa prima volta ho fatto questo esperimento che vedo in collaborazione con SASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Questa è una cultura idroponica che si muti di microgreen. Ho provato questa coltivazione senza terra con sabba veniva riciclata, poi non caida logumeda po tenere coltivazione mannasa. Questo è stato un esperimento, ho provato in nove, l'idea di questo progetto è battire questo tipo di cultura in stazione spaziale internazionale. Poi non è una coltivazione come di intendere un oso, ma sono tre germogliosi. In questa quando insomma sa matta è piticca, tenere su uno tenere nutrientes e vitaminas su massimo prusu dessa pianta manna neus. E tanto due volte a seguita teniamo a disposizione un prato insalata prenu non che sia da ma qualcuno sfizio due volte a seguita ho provato a coltivare. Questo è su primo sole Sarbeschi d'orzo a posti de battere un mese in austu. E questo quando sono sto rauso a musica picare. Questo è l'aereo della seconda guerra mondiale. Quando fine di sa missione arribanta a non si capire, arribanta sono scienziati, sono tecnici per non si su cambio e sapere in tutto questa si muovono di cave, cavernas in cui in UE teniamo tutto sormezzo, tutta questa strumentazione che di scavare un fosso fia da bruscamente che poterare questa strumentazione in foras a 20 metri sottoterra che ha una temperatura di 40 gradi sotto su zero e tanto tutto sierro a sinizio del sierro si serraianta questo sfossoso e si torreianta a perdere a sinizio di questa missione a Pustisi. Questo è proprio l'inizio della missione Noa, questo è quando si è arrivato a stata stazione Mario Zucchelli in su mare.
e finia si spedizione. Grazie mille Mario, è stata una bellissima presentazione, siamo andati un pochino lunghi perché ci sono state molte domande e adesso ci sarà un piccolo smorzo che è già preparato lì, quindi facciamo una pausetta. Nel mentre, Judo, dove siete? Vi chiamo qua per farci un piccolo intermezzo musicale. Mario rimarrà qua, quindi potete fargli altre domande se volete. E seguirà una piccola presentazione con un po' di foto sempre di Mario. Quindi se volete fare altre domande ci sarà tempo. E quindi niente, se volete un po' di cibo lì, ci sarà anche del vino. Se volete altro vino lì al banchetto del merch, liberi tutti, per ora.
per i judo che hanno fatto un assaggio di quello che ci aspetta a fine serata. Per mangiare qualcosa, bere qualcosina e poi riprendiamo con la presentazione di Mario. E aspettiamo ancora un pochino.
dallo spazio pubblicitario. Rieccoci. Stiamo per iniziare, se volete sedervi. Nel frattempo come sta andando? Vi sta piacendo? Vi state divertendo? Quartu, fatevi sentire. Dobbiamo fare competizione a processione di prima, quindi... quindi vi state divertendo. Abbiamo visto che siete molto curiosi, vi sta piacendo, sì. Va bene, quindi adesso ci sarà una presentazione, sempre su foto dell'esperienza di Mario. Se avete domande alzate la mano per favore e noi passeremo, Gigi passerà a darvi il microfono. Sì, io sono qua per questo. Esatto, quindi... è qui per questo lui. E basta, lascio la parola a Mario. Fate un bel applauso. Tanto su video via da po' si vede bene sta gana sa presentazione che si cazzo vede questa sto pago per accurata con fotos e si spiego uno pago per su in dettaglio su chi fa io su chi so stato sbagliando. Questa presentazione è in italiano, a po' la sau in italiano, ma si do conto in sardo, qualcuna cosa, ma mancare si da conto in italiano che mi viene più facile. Su titolo zai si narra qualcuna cosa, ai confini del mondo, poi sta base Concordia è considerata come sta cosa più simile a una missione spaziale. Po gusto, con noi so via su intreghi, con noi che via un dottore de SESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che studia a Noso. Commente l'organismo si adatta a queste condizioni, commente potete studiare un'ipotetica missione in Saluna o Marte, o come si schidi sono straballando in questa direzione. Questo progetto de SESA e de Sanasa sono può colonizzare altri pianeti, Saluna o Marte. Po gusto Concordia si muti di Marte bianco. No. Ah, ok. Tanto Bosinaro due numeri dopo si fa inquadrare Deus Cristinao prima, ma cercavo di essere più dettagliato possibile. Qualcuno mi ha domandato che le via sta temperatura più bassa, sa misurata è 89 a su 0. Sa media, sa temperatura media è 50 gradi. Poco sono io insistate si sta de gueste su ieri nostro, tanto Natale, Gennarzo e Freazzo. Sa temperatura sta arrivata a 25 gradi a sotto su 0 io Mario pomimi è scadente voi che tenete su sta cartina così faccio donde via sta tanto sa base è in noghe questo è un altopiano un brano si muti di Dom C è esattamente in noghe. Grazie. Su sa base italiana via di noghe e giuntisi 1200 km che è un'altra base, sa base russa de Vostok che è in noghe che via accanto 600 km. Grazie. Po gusto
este unu dessos logos prus isolados ca si stazione spaziale internazionale este a 400 km e questa cosa fa riede su protocollo può evacuare si stazione spaziale este per l'estru su protocollo può bessire de sta base Concordia. Qualcuno mi ha domandato pure sa politica cosa legata sul trattato antartico poteus chi non tenesca alcune curiosità se dare questione di questo argomento. Quale fuso orario avevate? Cioè, Europa? Fiausu 6 horas a Atlantis, ma su fuso orario in cui vi è una questione di comodità, poiché chi si chiasa sul meridianos in su volo può scambiare 2 ore in 20 km. Tanto poco comodità, poi questa base è italiana e francese. Ossia che questo orario di 6 ore in Nantes penso che su fuso orario di Hong Kong, non sono sicuro, ma tanto questa è la stazione. Una cosa che non vi sapevo legare è che questa base è stata costruita in questo piano, in questo altipiano, è a 3200 metri di altezza. Questa altezza sa particolare conformazione dell'atmosfera, sa particolare conformazione dell'aria che è in cui è commente 4000 metri in nove. Questo poi si fa comprendere che noi erbivio per un anno in su Monte Bianco. Ostento in particolare all'inizio problema di adattamento. Quasi tutto su anta se esistete ormai il mal di montagna, noi come tornare in sardo. Questa è una mancanza di ossigeno permanente, su 30% di ossigeno in meno, de manco. L'aria è secca, per questo climaticamente si può andare in un deserto. Questo è un deserto di ghiaccio. Tanto è questione se no che poi questione di scienza in questa stazione che giuntisi una 40 progetti di ricerca in diversi settori. Uno è astronomia, posatelo a pensare poi che ha bisogno di andare in Antartide per studiare su gelo e esisteddas, sì. Poi in Antartide che sono 2 telescopi attivi, uno dei telescopi romanos in su mondo è sul deserto di Atacama, poi Saponao, l'Antartide è considerato un deserto, l'aria secca, l'atmosfera rarefatta è una cosa che facilita l'osservazione, non che sia rifrazione della salute, che sono si battere mese di buio. Una cosa in particolare che fa parte di questa ricerca in questo campo dell'astronomia è questa ricerca di esopianeti neuso. Come vai a osservare sono pianeti che assimizzano alla Terra, ma non possiamo osservare questi pianeti tanto osservaiamo queste steddas quando questo pianeta passaia da denantisi la luce di stedda fiada attenuata in qualcuna maniera e tanto si misuraia questa attenuazione della luce di queste steddas
fia da una che vi ha sfortunato due osservazioni a sanno. Un altro settore è la fisica dell'atmosfera, questo è l'ufficio mio, non è ordine meda, ma poi a manco, non tutto steniente da ufficio, zero vi ho fortunato, fia da, come te sapevamo prima, un osservatorio meteorologico permanente, tanto de piauso. E se sicuro di mandare sordatos in tempo reale in tutto il mondo. Questo pallone della sonda meteorologica per usare allegato, questa è una stazione meteo che via a 1 chilometro da base, fiat importante non può a golle sordatos, ma questo via su segnale che non si da chi poteva esistere o no, misurare su ento, quando su ento riceve un valore troppo alto, scatta l'allarme in sa base non poteva esistere. Tutti questi strumenti non sono studiati per traballare a queste temperature e tanto ogni giorno che ha bisogno di manutenzione, di pulizia del suo ghiaccio, si blocchianta quasi questionando di collaborazione prima, di collaborazione con Sasa Terra Bases, questo viene in estate, è fioso appena essioso dessa sauna. Questo vi è un oso che ha scritto un messaggio per la base americana che si chiama di Sao Paulo, è proprio in su polo sud magnetico. E tanto non si ha risposto con in ogni base lancia questo pallone ogni dia, non si ha risposto con suo pallone il sospuro. Sempre che si parla di fisica dell'atmosfera, l'atmosfera in Antartide è un po' noiosa, non provede, non niada, sarnuese sono raras, ma che sono una particolare tipologia di nuese che si chiama di nubi stratosferiche polari. Da sono studiate, sono importanti poiché a intro di questa nuese che sono reazioni chimiche che influenzano la concentrazione di ozono in atmosfera. Commenti da studiare con questo si chiama il LIDAR, è un laser che manda da questo segnale salughe in atmosfera e registra su che torna in palasa a seconda dell'interazione di questa luce con sarnuese, con sostanze chimiche che sono in sanue, il suo segnale cambia e tanto sei in grado di misurare la composizione di questa tipologia di nuese. Un altro campo di ricerca è la sismologia, ma l'Antartide non è un continente attivo sismologicamente e tanto poi studiamo su terremoti in Antartide, che è un continente stabile, non che sono terremoti sicuri, ma proprio poiché resti stabile, sa base sono spagas, non cheste su sul rumore, il rumore delle città, de su mezzo de esos trenos, de esos aereos,
este su continente con ne usa un contributo antropico quasi nuda. Sommine non inquinata in quasi nessuna maniera su questo territorio. E tanto chi poneus uno sismografo in Sartartide è sensibile a terremoti che avvenuti in Giappone, in Europa pure. Sanno che nel 2024 che si è stato un terremoto in Giappone forte, ha registrato su terremoto in Giappone e in Prusu su ghiaccio funziona come un amplificatore. Sa ondas sismicas viaggiano bene e sono amplificate de su ghiaccio. E questo è un altro dei osservatori permanenti, poiché quando questo strumento misurenta qualcuna onda sismica partia da un allarme, specialmente in Asia, poiché in cui su terremoto metà volta è associato a uno tsunami. E tanto chi sia in grado di misurare con qualcuno in cui viene fia la questione di minutos, chi teniamo su qualcuno un minuto di vantaggio fia importante può allarme su tsunami. Un altro studio, metasi studios nel suo campo della glaciologia, in questa fotografia si spedizione 2 volte a seguita di piacere alla golla del campione del ghiaccio, come te sapevamo prima, in cui non che viene al laboratorio e tanto su che veiaso via da golle de questo campione del ghiaccio a artesa diversas e questo via da questa è una questa è operazione vera e propria, questa foto a sinistra via su 2 volte a seguita via da questo un traballo de vaide. Non posso questionare da partecipare all'inizio. Donne a guida noi abbiamo questo esperimento. Poi Cesa, come te sappiamo, tenia da una pariga di progetti di ricerca per studiare come in queste condizioni di isolamento e di questa temperatura, questa aria con poco ossigeno, come questo organismo si adatta a queste condizioni. E tanto uno di questi esperimenti sfida due volte su mese di per fare una risonanza. Poi che viene qualcuno sospetto che su Grebeddu in queste condizioni perde un opaco di volume. Esistono gasi, ma quando a posto di essere mesi, quando si sto rauso in Germania può fare so stesse a posto di questa missione e su Grebeddu torna a questa dimensione normale. De questo poi può questionare. Questo è il suo progetto principale in Concordia. Sa base è una schia può vedere questo progetto di ricerca del suo clima, questo scarottaggio. Da questionare un po' di logistica, ma questo è aereo. Se sono ribasco di stazione in Sumaria, si stazione Concordia, con questo aereo che
non fio scherzando quando posaponavo questo un aereo della seconda guerra mondiale, poi il suo progetto originale este della seconda guerra mondiale, este stato adattato, modificato, ma sta barra questo. Satteru modo può arrivare este questo trattores, sono tesi trattores Caterpillar modificato. E poi questo questa bicicletta da poter piegare in strada via, che poi sa gomma di questa roda tenia un limite di temperatura a sotto di 40 gradi a sotto su zero non resistia. E mi scapitava mi pure con 40 gradi una gomma si è scoppiata, tanto per 2 mesi ho viaggiato in bicicletta pure. Sa base Concordia non è ricerca e via, ma noi abbiamo in treghi, sa metade fiaso di scienziato, sa metade fianta tecnico. Poi che via da su responsabile della centrale elettrica, idraulico, l'elettricista, su meccanico chi guida sul mezzo. In qualche modo è una ricerca gustavuru, poi è una prova continua può studiare soluzioni nuove. Questo che vedete a sinistra è l'impianto di depurazione del Sabba, che è uguale a questo che è la stazione spaziale internazionale. E tanto non è proprio questo, ma è una versione migliorata Neus, ma Concordia ha funzionato per metà anno come test per questa attrezzatura. Non possono essere stesso per la centrale elettrica, poi test uno generatore Betsu Caterpillar, ma questo pure si studia in cui che succede che alcuna cosa che si guasta è un problema e tanto hanno deciso di gestire una tecnologia che sia più facile da consare, senza parti elettroniche. Questa è una delle prime foto, anzi la prima foto che magari non si vede sul proiettore non si vede bene, ma questa è la prima foto che ho fatto quando a suo primo scuricadorzu come no che non si vede, ma questa è la Via Lattea e che via da un'aurora australe pure, ma forse sì, non si vede bene. Scusa l'interruzione un secondo, ma abbiamo una domanda dalla diretta YouTube di Claudio Arras che chiede perché le foto e i video di giorno sono sempre arancioni. Forse è lo schermo. Claudio, mi dispiace, ma è lo schermo. No, non sono arancioni, ma forse non si apprezza, non so se si può. Vabbè, la gamma cromatica è sull'arancione. Magari il filtro della luce blu attivo nel computer. Questo è poi si fa bene te ho visto un po' in sur video, ma questo è su LIDAR che può studiare sarnuese, questa si motiva da torre americana, è un valo di 40 km e di più a piccare in pizzegue può pulire tutti questi strumenti che pianta montato i gue a de notte pure a so buio no che non si vede questo pare questo via da posti de 2 mesi che non si usa questa è la luna
Claudio ci ha messo in crisi con questa domanda. Stiamo provando a risolvere il problema dell'arancione. Vabbè. Ma non so se si vede. Forse il proiettore, no? Vabbè, anche Il bello della diretta. Vabbè, grazie, come chi era? Claudio? No. Sì, Claudio. Grazie Claudio. Adesso vabbè, ve le rifaccio vedere, dai. No, vai, vai, indietro. No, vado io, dai, aspetta. No, sto andando avanti. Ah, ecco, ora si apprezza un po' di più. Questa via da questa è luna a pursi de 2 mesi de buio e questo è quando si usa può vedere su traballo a foras dessa base questo è come te via bestioso questo è dando in Antartide non che sono festas no so straballavo ogni dia po Capodanno po Pasca po Natale po Nunu s'unica festa ufficiale del Antartico este simuti midwinter che este su 23 de Lampadas il solstizio praticamente l'unica festa ufficiale scusta e tanto tutti i sarbases festeggiano sono il battero dies de festa vabbè noi abbiamo fatto battero dies che ha osservato battero momentos storici e fior bestioso come questo vi sapere storia appustisi battero mese questo è il suo primo sole che vi aspettando ma ricordo ho cominciato che di prima bessiamo ogni dia fuori aspettando e poi non fi assicuro sa dipende da me da pure della condizione atmosferica e tanto ogni dia bessiamo chi qualcuno bida su sole tanto motivo in radio forse sì che sarebbe su sole tanto bessiamo no via un riflesso e tanto appusti de una guida de tentativo questo è su sole noi che ho scritto ritorno a casa poi in stazione Mario Zucchelli questa in sumare su Guocco e Sardu e tanto quando non so fiero in duo sardos non riesco che qualcuno tu conosca con Mimi che via da Marco Buttoburu che si occupa di sismologia e tanto Franco su Guocco che è da Castello ma vive in Emilia Romagna non ha fatto saseadas l'ultima cosa che vi ho pensando deve appare seadas in Antartide è succedio e no che sono poco di fotografia poi Ricky c'è anche l'altra poi mettiamo la cartella c'è una cartella con le foto no ma dopo Ricky
Questa fotografia via da uno adesso passate può passare su tempo su tempo de tenía Ormeda ho visto auroras a cosas che penso che non potrebbe mai bruso tanto quasi tutto su fia su no aspetta quasi tutto su sono diventato fotografo questo si muti di halo è un fenomeno meteorologico scommente uno su ghiaccio in sospensione in questa atmosfera funziona come un prisma sa luce su sole questa particella so cristallo di ghiaccio si pone in un'angolazione particolare funziona come un prisma sa luce bianca si scomposta in diversi colori e tanto una specie di arcobaleno questo è un meta frequente che a particella del ghiaccio fianta quasi sempre in sospensione in atmosfera questo è un altro fenomeno meteorologico si chiama di Venus Belt quasi a sora pago prima di scurica d'orzo sa luce del sole che viaggia in una porzione di atmosfera brumana quasi tutto questo colore è ben riflesso tranne questo colore rosa fucsia che si può osservare in Europa puro è un poco più frequente in su polo nord e in su polo sud questa è la luna questo è così vai via un poco l'atmosfera di un altro pianeta questo è su laser che due volte a sadie e sparaia da questa luce che via visibile dal largo puro questa è un'aurora australe e questa sa Via Lattea con un'istedda una stella cadente questa è una delle fotografie che mi spracchia di Bruso c'è una cartella con le foto come vi faccio vedere un poco di foto non commento chi tiene domanda mi primaisi boh mettile scorrile vabbè vi faccio vedere un po' di foto che ho scelto forse le più significative adesso Riccardo ve le fa vedere però non si vedono vabbè se vi colpisce qualcosa e volete farmi qualche domanda poi un bel applauso per favore per questa fantastica presentazione. Se avete domande per favore alzate la mano. Questo era Thomas Pesquet, un astronauta francese, non so se qualcuno lo conosce, che è stato 15 giorni con noi nella base. Questo era maggio quando anche in Sardegna si è vista l'aurora. Questa era la Via Lattea a mezzogiorno.
Vabbè, i soggetti non erano tanti però. Ah, questa era una bottiglia d'acqua bollente lanciata a quelle temperature, congela all'istanza, anzi sublima. Questo era il whiteout con visibilità 0. Questo è uno dei telescopi a luna piena. Questa era la torre di cui vi parlavo. Qui potrebbe essere chiunque, no, non ero io. Questo era il mio collega glaciologo. Questo è il medico dell'ESA, Jessica. E questa era una notte particolare in cui c'era Venere vicino alla Luna. Allora, mentre scorrono queste immagini... Ah, ecco, c'è una domanda, scusate. Perché non pioveva o non nevica? Cioè, allora, perché io penso, no, io profanissima, però mi segue ogni tanto la questione del vortice polare, quindi so che se il vortice polare gira di meno, allora vuol dire che scende il freddo e queste cose così. Ma lì non piove e non nevica. Perché, cioè, non ci arriva... Perché? Perché l'umidità è talmente bassa, a parte che c'è proprio il vortice polare, gira talmente velocemente che non ci sono perturbazioni lì. Sulla costa ci sono, in Antartide sulla costa ci sono, ma cioè noi eravamo proprio sotto il vortice polare, quindi l'aria è molto secca. Allora l'umidità relativa era del 20%, che paragonata a quelle temperature è come avere un'umidità assoluta quasi zero, cioè praticamente non c'era vapore acqua nell'atmosfera, e questo ha comportato anche problemi di respirazione, tutti abbiamo avuto problemi alle vie aeree, quindi non ci sono perturbazioni, ma non c'è neanche materia prima, cioè non c'è vapore acqua che può condensare per diventare pioggia, diventare neve o diventare ghiaccio. Tutto il ghiaccio che arriva è trasportato. È per una questione, ma cioè, tu mi stai dicendo che lì non c'è abbastanza umidità è un deserto. Però è per una questione di magnetismo dell'arte, cioè perché lì è proprio così il continente? No, perché per il fatto che non ci sono perturbazioni, l'umidità dal mare non riesce ad arrivare. Il vortice polare protegge proprio dall'arrivo di aria, di masse d'aria esterne, e quindi non arriva umidità. Scusa, prima hai detto che le nuvole erano formate da ghiaccio.
qualcosa del genere? Sì. Com'è possibile? Mi sembra impossibile che rimanga sospeso. il No, in ghiaccio. realtà anche da noi le nuvole, la maggior parte delle nubi sono formate da cristalli di ghiaccio, anche qui. Non so se sa che allora la temperatura man mano che si sale diminuisce. Se si può parlare di zero termico, durante l'ultima ondata di calore, per esempio, sono raggiunti i livelli record dello zero termico, che ha raggiunto anche 5.000 metri. Però le nubi possono raggiungere anche 12 km. Ci sono i cumulonembi, le nubi dei temporali, che sono alte 12 km. Quindi superano. Lo zero termico vuol dire l'altezza, la quota alla quale la temperatura è sotto lo zero. Quindi superato lo zero termico siamo sotto lo zero. E le nubi ci sono. E ci sono due casi. Questo ve lo dico così, una curiosità. Esiste uno stato dell'acqua che si chiama acqua sopraffusa, che rimane liquida sotto lo zero. E in Antartide si studiano anche queste. C'è uno stato dell'acqua, appunto, che si chiama acqua sopraffusa. Sono molto rare, di solito sono tutte cristalli di ghiaccio, però esistono anche queste. Però le nubi ghiacciate esistono anche da noi. Quelle più alte, non magari quelle autunnali che da noi portano pioggia, quelle rimangono sotto lo zero termico, ma i cumulonebi dei temporali, la parte più alta è ghiacciata, ed è quello anche diciamo, dà il maggior numero di fulminazioni. E le fulminazioni sono la maggior parte delle cariche nei fulmini è dovuta alle particelle di ghiaccio. Vabbè, vi ha annoiato, poi abbiamo ripetuto un po' anche le stesse cose. Non so se c'è qualche foto che vi ha colpito. Bene, se non ci sono altre domande dell'ultimo minuto, dell'ultimo secondo, allora ringraziamo di nuovo Mario per questa bellissima presentazione. Grazie a tutti. E ti rubo il microfono. Grazie davvero. E adesso cambiamo un po' argomento. Facciamo un sondaggio. Quanti di voi sanno cos'è un sintetizzatore? Alzate di mano. Allora oggi avrete una bella carrellata di informazioni, perché adesso parlerà Pier Andrea Marras, che è un geologo e musicista del duo del duo musicale Judo che avete sentito prima e che poi farà un concerto dopo l'intervento, e ci farà una presentazione sempre in sardo sul funzionamento dei sintetizzatori, sulla loro storia. Prima mi dicono dalla regia che abbiamo questa tecnologia fantastica. Lo ricordate? Perfetto. Quindi prima ci eseguiranno un pezzo, dopodiché interverrà appunto Pier Andrea Marras, che ci racconterà appunto la storia dei sintetizzatori, giusto? E il loro funzionamento. Facciamo passare l'ambulanza, un applauso per l'ambulanza. Dunque niente, questa presentazione appunto avrà l'obiettivo di parlare di questi sintetizzatori, questi strumenti che noi sentiamo sempre. I sintetizzatori sono degli strumenti peccamente musicali, li sentiamo molto nella musica dagli anni 60 in poi, e oggi scopriremo effettivamente come funzionano, come sono nati e perché li utilizziamo così tanto. Quindi vi chiedo di accogliere con un grande applauso il duo Judo, che eseguirà un pezzo, e un applauso per Pier Andrea Marras. Il Concorde era il mezzo delle classi dominanti. Il
Concorde è il mezzo delle classi dominanti. Un missile perfetto e lucente di insuperata tecnologia. Una macchina del futuro per arrivare prima che il tempo si compisse. Una macchina perfetta. Volava così in alto che i passeggeri, un centinaio, potevano vedere la curvatura terrestre. Sembrava essere il destino di una certa umanità. Privilegiati che distanziavano il resto del mondo a una velocità inconcepibile, che si differenziavano dal resto della biologia a 2000 all'ora, senza segni, incongruenze, senza ripercussioni. Quando uscito dal servizio, nell'anno della mia maggiore età, il mondo aveva preso un'altra piega. I gioielli dell'Occidente erano poco più che vessilli inutili. A un certo punto il Concorde è sembrato modernariato, un trabiccolo senza più volontà. Okay, we're clear for takeoff. Everybody all set? Yeah, all set. Okay. 3, 2, 1. Ora questi cosi stanno dentro musei, credo. Vecchi inarrivabili strumenti che non devono più dimostrare da che parte sta la ragione, che non devono far rompere la barriera del suono a un ristretto numero di ricchi frettolosi che guardano dal finestrino la loro folle corsa, l'immensa possibilità del loro mondo. Salute a tutti, adesso Pier Andrea Marras. Torro grazie a Ideas può essere concordato tutto questo. Per me è una cosa di importante umano, questo tipo di questionare di scienza pure in sardo, è una cosa bella a me. Ho questionato su dei sintetizzatori. Lavoro ingrato. Tocca fare questo lavoro ingrato. Ah, sei troppo, sono precungioso. A buffare bene pure, ma non mi è passata questa pregungia. Oggi che stiamo su dei sintetizzatori, sì. Dopo furriata in sardo, dopo furriata in sardo questo fuetto, sintetizzatori, poi in inglese è synthesizer, è da simbillata. In spagnolo è sintetizzatore, in italiano è sintetizzatore, e in russo ho detto che l'ho una difficoltà, però si narra da una cosa di Aici, ma non mi ricordo, ma è una cosa di Aici. Sicuramente, quando ho vinto tutta questa baracca, noi mi hanno detto, ma è tutto questo, non si comprende di nulla, manca io. Tanto che è una cosa che nasce da questa fisica, poi sui sintetizzatori è una cosa che nasce da questa fisica, poi una questione su di gusto.
chiaramente uno strumento musicale. È uno strumento musicale, però a differenza dei satrusu, ponai del su piano, su sono questi sintetici, questi sintetizzatori, non è una cosa come il su piano, ponai che tu craccasa una tecla, un tasto, è una tecla, e questa tecla poni in movimento un martelletto piccolo che tocca da una corda, e su sono questi diretto, cioè nasce proprio da questa corda. E su sintetizzatori su sono nasciti da un segnale elettrico. Poi vi su bene commenti funziona. Un pacchetto di storia. Su sintetizzatori è una cosa che nasce in su 1897, per so manco, si da Teleharmonium. Questo è un evento di fisica, questo che date inventato fiata una poca. Ha inventato questa cosa, praticamente questo pesa da manco 2000 kg, mi pare. Praticamente doppia stasera che ti comprai uno sintetizzatore o una domo, però non tanti compra a me da sa gusto. Poi è passato un po' di tempo, non c'è stata una grande evoluzione di questa cosa, e poi è nato questo strumento che non so che è mai vivo, che l'incontro di mai vivo, si chiama da Theremin. Manca non desi mai vivo, ma desintendio. Da inventato questo via da un fisico, questo via da un fisico sovietico, da inventato sul 1957, praticamente via da è uno strumento che poi da imparare pure Ennio Morricone in Once Upon a Time in the West, c'era una volta il West. Sicuramente non desi mai più, ma desi intendi un meda ottas. Praticamente funzionava, tenia due antenne e tu poni sta mano accanto a un'antenna e sta mano accanto a un'altra, questa controllata sintonazioni dessa nota e s'attra sul volume di questa nota. Comunque è una cosa che si impara da pure, insomma, in orchestra e tutto canto. Poi in su 1970 a manco su sintetizzatori poteva stare di comprare un sintetizzatore e pure sa domo. Questo è su Moog, è su Mini Moog, che è praticamente il suo primo sintetizzatore più sconnoto in sul mondo, pesata a 120 kg, dunque non c'è lì da un camion per due ragazzi, e in Sandus è stato imparato un meta in ogni tipologia di musica. Mancai meda ottas ad un tendesi, mancai non si scide che sti gusto, però c'è in meta canzoni e in meta e meta gruppo su tanti imparao. Ma come funziona da su sintetizzatori? Praticamente su sintetizzatori partiti da un segnale elettrico, il fisico si può introdurre per riga, se mai, partiti da un segnale elettrico periodico poi fate un'oscillazione e questo poi è amplificato e furriato a suono, diventa da un suono. Questo segnale periodico potete tenere diverse forme, potete essere un'onda sinusoidale, un'onda quadrata, un'onda triangolare oppure un'onda a denti di serra. Questa serra, questa cosa che è salina. Mo' è bieso che funziona questa cosa. Questo è un segnale a denti di serra. Questo è un segnale triangolare.
questo è quadrato. Noi si comprendi nuda, no? No, c'è una differenza di suono. Torna a provare. Sempre serve più nota. Questi a denti da serra. Questi triangolari. E questo è quadrato. C'è anche una differenza se si intende, amore. Ah, manco male. E dunque a partire da questa sonda si può creare il suono. Dogna già detto sui sintetizzatori se non tenenti uno dei gusti su VCO, Voltage Controlled Oscillator, ma di tenenti manca due o tre e si può suonare in pari, ponai. Questo è uno che vuoi andare a aggiungere su un altro funti d'uso che si intende ti commenti un usono però funti d'uso un iso a pari. Candestuno zona da ICI e che aggiunge su satro in casina rotto. Poi da ogni zona si può fare si può giocare in meta, potete cambiare. Potete cambiare tutta una serie di parametri, supponai, potete cambiare le intonazioni, questo è VCO, questo che va sui segnali dei correnti è uno suono, e questo è satro, punti d'uso. Potete cambiare le intonazioni, spacciamo in mano su, potete cambiare le intonazioni, grazie. Poi che ne aggiungete un altro e potete giocare pure con su intonazioni e creare suono su un vago più su colorato. Poi che ho leso in treolai ancora de bruso potete cambiare questa forma di sonda e crea tutto questo suono su strano che mancai non riuscisse che niente di noi ma a volte sa su intendesi, no? In calincuno film, in calincuno canzone pure, no? Poi su sintetizzatori tenete una parte che forse si sa preso importanti, è questa che viene imparata a Debruse su sa manopoletta che viene imparata a Debruse su sintetizzatori e su filtro. Su filtro praticamente come ti funziona? Adesso uno segada is frequenza, no? Cioè su onda che viene generata tenete una sorta di cioè tenete una frequenza che anda da basso a esatto e questo filtro questo che si fa sapere in moi che è un filtro passa basso e commenti du moricasa segada a bella frequenza alta e lascia da passare scetti questa bassa. Si comprende? Si doveva sapere con questo.
Aici praticamente se rendi su filtro e a bello dubiesi e frequenza si serranta praticamente andanta fai di passare scetti frequenza abbascia non si intende questo è un effetto che si impara da me. Poi teneuso poi sa risonanza, praticamente questa risonanza fai una specie di amplificazione a pizzo dessa frequenza de anche segauso su cutoff. Su cutoff fai di serrada, è una manopola che tu giras e commenti che si sta serrando un grifoni e tu giras e de anche arriba da su cutoff questa manopola sa risonanza amplifica da questa frequenza che non diaici non li ne nuda se tu faccio intendere. Questa specie di vischio che intendesi è su cutoff, cioè è amplificando in meda sa frequenza sa risonanza che è praticamente amplificando sa frequenza di cutoff. E anche non faccio passare bruso frequenza devo amplifico e tengo questa specie di suono meda forti. Come funziona da voi? Cioè, osatto intendesi su suono, poi questo segnale elettrico che è stato prima producito, poi è stato filtrato, come subito noi, e poi c'è un amplificatore. Questo amplificatore puro, ma adesso vendi questa presentazione e nessuno non mi domanda Bruso e ta sono. Questo amplificatore tiene di questi parametri che funti attacco, decadenza, sustain e al rilascio. S'attacco è quando osatto intendesi tipo questo suono di orchestra. Non intendesi che non entra da subito, fai di tipo si pesa sul volume te. Che invece dopo pongo questo attacco tutto basso, questa curva a noi torna da goa e devo intendo subito su suono. Che aumenta questo attacco e si comprende? Non ti ancora comprendo. Poi teneso su decay è su tempuso, è questo tempuso. Su tempuso che su sono impara da a CI e poi arrivai a questo livello che è il sustain level, che è sul livello che deve da quantai dopo che cioè una volta che l'assau graccata sa isteclasa. Tendenza fai di su decay regola da questo tempo su. Poi su sustain esti canto depidi stenta e su tempo sul livello che depidi mantenni su sono quando istecla sa 40 graccata che è questo. Questo è il decay atto e sustain atto, scusa. E questo è sustain basso. Funti cosa sa chi
e scettico comprende come ti funziona. Da poi uno da sfide un pago a sentimento, come ti quando si sono endi, due regola se no mi piace di euro su 10 o mi piace di euro su un'altra maniera. Poi sul release esti quanto su sono depende durai esti su tempo che dura da su sono un'otta che lascia un'otta che non sono sapruso. Cioè chi esti bascio fai da ici. Spaccia da subito. No, non c'è stato un effetto. Spaccia da subito. Chi esti atto? Stentata. Poi c'è un'altra manopoletta che incasinata ancora di produzione, su casi seria da LFO, Low Frequency Oscillator. Questi uno praticamente fai di movi su zona secondo un'onda, cioè su zona è un casino da comprendere, e su zona di prima ancora bruso in movimento, se lo faccio intendere, è spiegato adesso non si comprende. Praticamente tu poi fai movi diversi parametri, tipo su pitch, intonazioni, poi si fai movi su filtro o sa forma del sondetto. Queste sono normali e prova a fare movi su filtro. Oppure adesso fai oscillare su intonazioni. In anni 80 si è imparata a me questa cosa. Poi c'è una cosa che si aiuta a fare sono su un vago ritmico su che è zamacchiai, che è sarpeggiatori. Praticamente è una caratteristica del sintetizzatore che si permette di ripetere una o più notas a tempo. Buonai. Io so che un'ota scetti, però gusto da ripetere. E potete decidere su tempo. Intendesi sono su aici bello su diretto, su sempre a tempo, e sti gusto, non è uno che scende di sonare, cioè c'è gente che tu fai di pure a mano, ma è difficile in meta. Si aiuta con questa cosa, sapponai.
si mai intende Augusta? Calencuno non si mai intende. Bravo. Non si tromesi che a me dopo su suonare, Poi, l'ultima cosa, funti is effettus. Is effettus funti onanta narazu nubagu prusu colori a su sono. Questo è un usono limpio. Che do da aggiungo pago riverbero. Este bruso interessante, no? Cioè si fa di un baghetto bruso normali. Questo effetto. Funti, effetto su può essere in questo sintetizzatore, funti sul riverbero, s'arretrono, questi delay, ecco, capo di fai ripeti su sono. No, non funziona. Si funti drommendi da casa un auto. La cosa migliore che ho fatto è stata tornare a pagare il libro che avevo rubato. Si trattava di una libreria incastrata nel centro della città, che aveva resistito. Quando i librai erano già una specie in via d'estinzione. Animali rari avvolti dall'irrazionale mistero di continuare a esercitare una professione ai confini della realtà. Quando il pianeta era stato conquistato da librerie in franchising adeguate al mondo che ci aspettava.
i versi razionali che avevano altri spazi, altri titoli e un'altra estetica. Un inferno. Il proprietario era in via d'estinzione seduto vicino all'ingresso, in un piccolo spazio ricavato per la cassa. Era una di quelle sere d'inverno di una città che ha un senso solo d'estate. In un anno di un decennio che è stato per me praticamente inutile. Era un periodo strano quello. Uno sputo di posto con scaffali di libri che salivano fino al soffitto. Centinaia, migliaia di libri. Che era quasi inutile cercare a caso, senza prima chiedere. Così do un occhio un po' a caso. Ce n'è uno che si intitola Filosofia della musica moderna. Faceva un certo effetto. Per titolo e copertina sembrava un concentrato di tutto quello che mi interessava. Sul momento non avevo i soldi. L'ho preso. I sensi di colpa mi hanno assalito per tutto il tempo e sono dovuto tornare indietro. Così sono entrato nella libreria, mi sono avvicinato a uno scaffale e ho fatto finta di prenderlo, quando in realtà era dapprima nascosto in un mazzo di fogli che avevo in mano. Sono andato alla cassa e ho pagato. Sembrava non essere cambiato niente lì dentro. Anche il libraio era la stessa persona di quando lo avevo rubato 17 anni prima.
Grazie. Il prossimo brano si intitola Maturità. La leggerezza di quei professori trafitti dal sole, nelle aule, durante gli esami di maturità. Una maturità falsa, che è falsa sempre, come la parola. Maturità. Ma che vuol dire poi maturità? Forse certi riti, certi momenti hanno bisogno di parole che rendano l'idea, che chiariscano il passaggio da una cosa all'altra. Allora servono parole così, urgenti, definitive. C'è gente che dalla maturità non si è più ripresa. Per fortuna nell'Europa che ha un senso non esiste più la leva obbligatoria, altrimenti ci sarebbe una sovrabbondanza di maturità fino a marcire. L'unica cosa che aveva un senso di quei giorni sono i giorni insopportabili che separano dall'esame, in posti come la mia città. La sospensione terribile degli eventi, l'umidità. Queste cose forse ha avuto un ruolo nel diffondersi dei climatizzatori per annullare quella strabordante pesantezza, l'inadeguatezza della città estiva coi tuoi libri. L'orario in cui cambia il colore del mare e si alza un po' quel vento che muove gli ombrelloni tutti uguali degli stabilimenti. Momento nei miei ricordi che sta fermo nella testa, fatto di pensieri confusi e immagini che cambiano in continuazione. Un momento preciso di un tempo che sta per cambiare e che comunque non riesco a prendere. Grazie. Allora, il testo del prossimo brano non lo abbiamo scritto noi. La paternità è di un poeta cinese
che contemporaneamente era anche un operaio di una fabbrica di nazionalità coreana in Cina che produce ancora gli iPhone, e in segno di protesta contro lo sfruttamento a cui era sottoposto lui con i suoi colleghi, si è tolto la vita in fabbrica durante una protesta. Ha lasciato questo inno di protesta che abbiamo ritenuto molto potente. Oggi sono molte le ingiustizie che abbiamo davanti a noi, hanno tutto un filo conduttore però. Quasi sempre è la violenza e il sopruso dei più forti sui più deboli. E noi vogliamo sottolineare che sosteniamo la lotta di chi si impegna per un mondo più giusto, che si tratti del lavoro, dell'accesso alle cure, del diritto alla casa, del diritto di vivere in pace. Sosteniamo chi sostiene il diritto del popolo palestinese a vivere in pace. Questo brano si chiama Fox. Ho ingoiato una luna di ferro. Alcuni la chiamano chiodo. Ho ingoiato acque di scarico industriali, certificati di disoccupazione. La nostra giovinezza, più inutile delle macchine, muore prima del tempo. Ho ingoiato ritmi disumani, povertà e indigenza. Ho ingoiato passaggi pedonali, una vita ricoperta di ruggine. Non posso più ingoiare altro. Tutto quello che ho ingoiato risale ora per la gola e lascia sulla terra dei miei antenati questa poesia di vergogna.
c'è una storia tutta particolare di persone, e in particolar modo sardi, che non solo recentemente, ma anche nei decenni passati si sono spostati, sono andati via a cercare fortuna, a trovare luoghi che consentissero loro di fare una vita più da uomini. È il caso, per esempio, degli scienziati attuali, di persone fortemente professionalizzate che decidono di andare via perché le loro esigenze e la loro preparazione verrebbero soddisfatte solo all'estero. È una scelta del tutto rispettabile e che anzi si porta dietro un insieme di ragioni che sicuramente sono tutte da esplorare, tutte da capire. C'è poi una storia di immigrazione molto più difficile, molto più dolorosa. E una di queste è la storia di mio zio, che negli anni 60 è andato a Berlino e poi non è più tornato. Cagliari negli anni 60 probabilmente doveva apparire in modo diverso a seconda degli occhi di chi guardava. Un posto assolato d'estate, col maestrale, con le persone che ripetono e si ripetono all'infinito. Poche prospettive. E così anche oggi. In un giorno degli anni 60 mio zio è andato a Berlino. Che razza di posto distopico doveva essere Berlino negli anni 60 non ne abbiamo neanche idea. Dove tutta la storia sembrava essersi messa d'accordo per incastrarsi, e poi c'era un tipo di Cagliari che con quella storia non aveva nulla a che fare, che in nessun modo aveva contribuito a crearla, ma che poi ci si era ritrovato chissà con quali ambizioni, con che desideri. All'inizio chiamava e scriveva, rassicurava, poi sempre meno chiamate, sempre meno lettere e una cartolina raramente. Poi più nulla. Apparentemente senza motivo aveva smesso di dare sue notizie. Sembrava non voler avere più niente a che fare col mondo e le persone del suo passato. Quando molti anni dopo mia nonna è morta e sono rimasti un po' di soldi, l'hanno contattato dall'indirizzo da cui scriveva tanti anni prima. Ha risposto col numero del suo conto corrente, senza una parola. Quell'indirizzo ci sono andato qualche anno fa. Un viale alberato, in un quartiere residenziale dove le giovani coppie spingono passeggini sui marciapiedi. Un posto in cui visibilmente le cose erano cambiate negli ultimi decenni, quando la storia di Berlino era cambiata anche lei un'altra volta. Al civico indicato sul citofono c'era il mio cognome. Ho suonato e mi hanno aperto. In Germania è normale. C'era scritto anche il piano e sono salito. Ho suonato il campanello. Avevo il cuore che pompava nelle tonsille, che rimbombava sul palato. La porta si è aperta. Un uomo anziano di bassa statura, con la faccia rotonda e incastrato in uno spazio appena visibile tra la porta e i suoi battenti, che mi guardava senza dire nulla. Gli ho domandato se fosse lui. Ha fatto cenno di sì col cavo. Ho una foto che la tua famiglia vorrebbe farti vedere.
Gli ho detto con la bocca asciutta, completamente impreparato a un momento del genere. I suoi occhi, impauriti, vecchi e rassegnati. Ha chiuso la porta. Grazie. Allora, adesso vi facciamo l'ultimo brano, che è un brano che vuole in qualche modo celebrare questa giornata, partendo da un punto di vista un po' particolare, che è quella dell'abbandono delle speranze, che a volte può derivare da scoperte scientifiche molto, molto impattanti se gestite in modo superficiale e scorretto. Oggi abbiamo assistito a un momento, credo, molto alto di divulgazione scientifica. Dobbiamo, secondo me, essere molto grati alle persone che hanno contribuito a questo evento, e quindi adesso facciamo un applauso del tutto spontaneo. Li ringraziamo per l'ospitalità e per dedicare il loro tempo a questioni che riguardano la vita di tutti i giorni delle persone, al miglioramento della vita quotidiana degli individui e soprattutto allo sguardo verso il futuro, che è quasi l'unica cosa che conta in una prospettiva di miglioramento, di crescita e di progresso. Il prossimo brano si chiama La fine del futuro. La scoperta della Luna è stata la più grande sciagura per gli esseri umani. Gli uomini avevano guardato le stelle per millenni e ora sapevano che non c'era niente. Ammassi di pietra, polvere e sabbia circondavano un panorama senza colori che si perdeva nell'orizzonte vicinissimo. È stato quello il momento in cui hanno perso interesse per l'universo. Sulla Luna non c'era nulla per gli uomini. Una solitudine che gelava il sangue al solo pensiero. Dopo millenni di suggestioni, dalla televisione sono arrivate le immagini di quel deserto. I sogni e la fantasia di quel mistero si sono schiantati nell'atmosfera. E mentre gli scienziati gridavano un'eureka che si perdeva nel buio del cosmo, la gente perdeva interesse ogni volta che un razzo si staccava da terra, fino ad annoiarsi dello spazio. L'origine del dubbio, il luogo del mistero millenario, era in realtà una noia mortale.